Il venerdì del giudizio si decide probabilmente questa sera la testa di serie numero 1 dei playoff tra L84 Torino e Covei Meta Catania. Dal pala maggiore di Leni, ben ritrovati da parte di Pietro Mazzara. Daniele Mennini. Fischietto in bocca per il primo arbitro, sarà la L84 a muovere il primo pallone con Tuli e si inizia, buon divertimento. Vedi, Tuli lo possiamo vedere proprio da questa inquadratura. È bravo perché parte da pivot, poi si allarga per cercare di creare un 4-0. Osico! È passata l'L84 dopo 59 secondi con il gol del suo capitano. È cambiato il parziale al pala maggiore di Leni. 1-0 ha segnato Osico. È proprio questo stavo dicendo, è brava la L84 a mascherare, a partire col 3-1 per poi diventare un 4-0. Questo fa sì che poi dalla parte opposta di dove si sviluppa l'azione si viene a creare l'uno contro uno di Osico. Si alza Podda, Musumeci finta di andare e allora Turmena con la botta forte, potente ma non precisa. Pallone che è decollato sopra la barra trasversale, torna ancora per Cuzzolino, mirino sulla porta. Respinta anche la sua conclusione, ancora Giulio De Oliveira sul rimbalzo, non c'è deviazione, pericolosa l'L84 con Raguso che sta attaccando la profondità, è scoperta la Meta Catania. Mario Musumeci rimontato, poi attenzione sinistro con Kaique Rodriguez che disinnesca Turmena, paratona e ha fatto subito partire il contropiede. Altra conclusione allontanata. Parata palo, Parata palo. Non l'ha proprio presa. Scusa Dani, perché c'è Carmelo Musumeci che si mette in ritmo, libera il sinistro, trova Kaique Rodriguez. Turmena, uno sguardo da dove è Mario Musumeci, invece poi si appoggia a Bocao che alza il pallone. Mario Musumeci libera il destro con Kaique Rodriguez, ritorna da Cuzzolino l'azione dell'L84, prova la crocchetta su Musumeci, bravo team in spaccata. Cuzzolino va da Giulio De Oliveira, la giocata ancora per Cuzzolino, vuole la deviazione da parte di Joao Team, vediamo se l'ha vista Zanfino. Sì, e allora questa è una grande parata di Joao Team. Tanto Turmena fino in fondo, vediamo se c'è l'angolo. Carmelo Musumeci, Kaique Rodriguez, che occasione qui per la Meta Catania. Albertico lo aspetta Tuli, giocata a 2 con Saccon, opzionato Gianluca che calcia, deviazione, angolo. Posizioni playoff con il Napoli che gioca domani, tanto il destro con la palla che bacia forse la parte superiore della traversa da parte del solito Gianluca. Uno degli ultimi assalti del primo tempo, avanza Carmelo, destro, mamma mia, lambito il palo, che giocata di Carmelo Musumeci. Con questo rilancio da parte di Murilo Schiocchetta suona la sirena, finisce il primo tempo tra L84 Torino e Covei Meta Catania. Brico City decide il gol di Osico dopo 59 secondi dall'inizio della prima frazione di gioco. Fischietto in bocca per Zanfino, si riparte con il possesso in favore della Meta Catania. Gianluca libera la conclusione con il sinistro, ha preso il rimbalzo Osico che va fino in fondo, team in 2 tempi. Intanto corre la Meta Catania con Carmelo Musumeci che arriva fino alla zona calda. Grande però il senso di sacrificio da parte dei ragazzi dell'L84. Però anche prima ha chiuso lui la linea di passaggio. Ancora che occasione. Che palo. Che palo ancora per la Meta Catania. Cuzzolino stava accarezzando l'idea di calciare al volo, intanto siamo dall'altra parte con Podda, fermato da un grandissimo intervento difensivo da parte di Tuli. Sì, grandissimo, non rende l'idea. Turmena, lo aspetta Murilo Schiocchetta. Turmena prova a liberare il sinistro, non trova ancora una volta però il pertugio giusto. Osico è scivolato Gianluca e questa non è una buona notizia, si va in angolo con la parata doppia di Joao Team ai danni di Mattia Raguso. Ancora Luis Turmena che prova a veleggiare, poi taglia con il destro e allontana la difesa dell'L84. Osico lascia Aleandro Cuzzolino che la gioca su Tuli. Vediamo se Zanfino ha visto una deviazione di team. No, di Bocao. Cuzzolino, pallone sanguinoso, Podda in equilibrio molto precario, non riesce a trovare la porta di Kaique Rodriguez. Ci sono situazioni peggiori per la Meta. Bocao finta, ruota Musumeci,
che apparecchia per Turmena. L'avevano studiata bene, non benissimo l'esecuzione. È uscita di poco, infatti proprio sta proprio dicendo questo. Turmena, in angolo c'è Podda, Turmena avanza, calcia con il pallone che finisce dentro. Ha pareggiato la Meta Catania con Luis Turmena a 2:22, gol numero 21 in campionato, è tutto in parità. Hanno gestita bene, però qua l'errore di Keike è gigante, perché questa palla è una palla facile da bloccare o da respingere, non di certo da mettersi in porta. Qua la rivediamo, vedi, se lo porta sul destro e la frittata la combina Keike. Un tiro molto lento, molto centrale, da lì puoi non andare giù, puoi rimanere in piedi. Osico spara con il sinistro, Team, attenzione che il pallone è stato allontanato. Incredibile. E il pallone finisce dentro. Incredibile. La ribaltata, la Meta Catania con la palla che è finita dentro, la doppietta di Luis Turmena, l'ex di serata, azzanna questo big match e ribalta tutto. Che giocatore, ragazzi miei. Mentre sul primo c'è stata la complicità del portiere, qua lui la porta non la vede mai, ma lui lo sa dov'è, anche se ha calciato da 30, 28, calciato in una maniera, ragazzi, che è qualcosa di clamoroso. Gestito molto bene la fase di difesa. Qua Osico non deve calciare, perché poi la palla, se può rimanere lì, guarda, lui non la guarda mai la porta, calciato da 25 metri. Portiere di movimento per l'L84 che adesso deve trovare il punto del pareggio per rimanere avvinghiata, avere una punta del piede di vantaggio in classifica sulla Meta Catania in caso di pari punti. Osico, sinistro! Cosa ha preso? Di Cuzzolino, super parata di Team che vola! Cosa ha preso? Eccola qui con il sinistro di Murillo, schiocchetto, Cuzzolino difende il pallone, ma è una difesa che non serve a nulla, perché suona la sirena. A posto così, il venerdì del giudizio lo decide con la maglia numero 17 Luis Turmena, colpaccio della Covei Meta Catania Brico City, che spugna il pala maggiore di Leini. Dal pala maggiore di Leini è tutto, grazie a Daniele Mennini per essere stato in postazione commento con me, grazie a Luca Pellegrini per il lavoro a bordo campo e buon futsal a tutti.